pomeriggio. L'autonomia faccia parte delle priorità del nuovo governo, lo ha detto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati oggi a Venezia durante l'incontro con il governatore Zaia. La Presidente del Senato è arrivata in gondola anche a Ca' Farsetti ad attendere il sindaco Brugnaro e la Giunta. Io per voi ci sarò sempre, ha ribadito Casellati. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la bocciatura di Porto Marghera come sede di un centro di ricerca internazionale sulla fusione nucleare, un'immensa delusione. A Venezia non ci sono esorcisti, il presidente del gruppo ricerca sulle 7 dalla parte dell'educatrice della casa famiglia veneziana licenziata perché avrebbe chiamato un esorcista per liberare dal male una bambina. Altro blitz antidroga nella zona del parco albanese a Mestre, la polizia locale sequestra 1,5 kg di marijuana e arresta uno spacciatore nella zona di via Vespucci. In un fuoriprogramma della visita di stamattina a Ca' Farsetti alla neopresidente del Senato Casellati è stata consegnata una lettera firmata dai lavoratori dei musei civici veneziani preoccupati per il possibile licenziamento. Basket e premio Pegaso per lo sport 2018 a Walter da Raffaele, mentre Cerella parla della salute della squadra in vista della prossima partita. Siamo in forma. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito ora dai titoli, l'autonomia faccia parte della priorità del nuovo governo, l'ha detto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati oggi a Venezia durante l'incontro con il governatore Luca Zaia. Onori al Presidente del Senato. Giornata veneziana per la neoeletta Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. In mattinata è stata accolta dal governatore Zaia a Palazzo Balbi e i due si sono intrattenuti a colloquio riservato per circa mezz'ora. Poi l'incontro con le autorità politiche, civili, religiose e militari. Devo dire che pur avendo un ruolo istituzionale nazionale, quando sono in Veneto, quando si parla di Veneto, il mio cuore batte più forte. È sotto gli occhi di tutti che negli ultimi 20-30 anni ha avuto uno sviluppo economico, sociale senza precedenti. E è un Veneto che poi guarda alle sfide che il futuro pone ed è per questo che merita un ruolo di primo livello nel nostro Paese. Nel corso dell'incontro il governatore ha esposto alla Presidente alcuni temi importanti in questo momento: il teatro stabile declassato, i giochi olimpici invernali a Cortina e il percorso verso l'autonomia del Veneto, iniziato con il sì di circa 2,5 milioni di elettori. Ben inizia a metà dell'opera, direi proprio di sì, c'è una Presidente donna veneta, la prima Presidente donna del Senato, ci fa ben sperare, soprattutto visto e considerato che nel discorso di insediamento la Presidente Casellati ha fatto l'accenno all'autonomia e a quello che è la massima aspettativa per noi veneti. Casellati infatti ha detto che l'autonomia deve far parte delle priorità del nuovo governo. Nel mio discorso inaugurale ho richiamato la necessità di completare il riassetto delle autonomie locali. L'ho ripetuto anche in varie interviste, spero che nel governo che verrà questa possa essere una delle priorità dell'agenda politica. Ho una figura istituzionale e certamente cercherò che l'avvio delle riforme si faccia. E mentre il percorso prosegue con l'incontro lunedì tra Zaia e parlamentari veneti, c'è un altro tema che sta molto a cuore al governatore e non solo. La Presidente ha assolutamente sposato questa partita, che è quella di andare a verificare in maniera tale da capire perché questo declassamento, visto e considerato che noi non ci sentiamo di avere un teatro stabile del Veneto di serie B. E quindi vogliamo tornare nel gota dei grandi teatri stabili nazionali ed è giusto che venga riconosciuta la prima categoria, anche il teatro stabile del Veneto. E continuiamo a parlare di questa giornata veneziana della Casellati. A bordo di una gondola dorata la Presidente Casellati ha poi raggiunto Ca' Farsetti per l'incontro con il sindaco Brugnaro. Per Venezia ci sarò sempre, sono stata eletta in questo collegio e questa sarà per sempre casa mia.
Così la neopresidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, giunta a Cafarsetti a bordo di una gondola dai paramenti dorati, rassicura il sindaco Luigi Brugnaro e tutti i veneziani sul mantenimento degli impegni presi in campagna elettorale, a partire da una nuova legge speciale per Venezia e dal provvedimento per garantire maggiori poteri ai sindaci in materia di sicurezza. È chiaro che ora ho una posizione super partes e non potrò occuparmi direttamente di questi temi, puntualizza, ma le richieste di questo territorio non saranno ignorate. Sovraintenderò all'applicazione di tutto quello che è stato detto, non solo e non tanto perché lo dice un sindaco straordinario come Luigi Brugnaro, ma perché il sindaco Brugnaro ha evidenziato delle reali esigenze dei cittadini. È un orgoglio per la città, ribatte Brugnaro, avere una senatrice eletta nell'uninominale a Venezia che presiede il Senato, prima donna a rivestire la seconda carica dello Stato. Siamo pronti a collaborare col nuovo Parlamento perché abbiamo molto da dare. Venezia si mette a disposizione di tutto il Paese, perché quello che facciamo, che vogliamo fare a Venezia, poi che abbiamo fatto, il taglio del debito per esempio, che abbiamo già realizzato, può diventare un utile esempio per un governo della spesa pubblica in Italia che certe volte sembra proprio fuori controllo. La Presidente del Senato ha ricevuto in dono dal Sindaco un mazzo di rose bianche che ha deciso di rompere per donare un fiore a tutte le donne presenti nella sala del municipio. Una sconfitta che brucia, quella di Porto Marghera, sfortunata candidata ad ospitare un laboratorio sulla fusione nucleare. Sul nucleare a Marghera c'è una grande delusione, sono sincero, ci avevo creduto, pensavo che fossimo addirittura nei punteggi alti, per cui adesso sosterremo la Regione in questo accesso agli atti per verificare anche come sono stati dati i punteggi. Ci dispiacerebbe trovare che poi magari il tema delle bonifiche sia ancora uno dei nodi più importanti, vedremo qual è la relazione tecnica. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la bocciatura di Porto Marghera come sede di un centro di ricerca internazionale sulla fusione nucleare. Il progetto, che sarà realizzato in Lazio, avrebbe riportato oltre 2000 posti di lavoro nel polo industriale. Certamente c'è delusione e ci dispiace molto, noi abbiamo fatto veramente tutto quello che potevamo. Penso che prima o dopo qualche governo, qualcuno saggio possa capire che è anche il momento di Venezia, cioè ci devono aiutare, insomma, perché non è giusto che a Marghera si siano persi 30.000 posti di lavoro e non tocca mai a noi, insomma. Ecco. Sono rattristato da questo esito, ma voglio vedere anche l'aspetto positivo, conclude il sindaco. Comune di Venezia, Regione Veneto e Università di Padova hanno dimostrato di saper lavorare bene insieme. È stata un'occasione per unirci e ora vedremo di trovare altre formule per questa collaborazione. Io sono fiducioso, voglio credere che il buonsenso di qualcuno prima o poi si risveglierà. Noi continueremo comunque la nostra lotta per il rilancio di questo territorio per creare i posti di lavoro per i giovani. Inviti all'unità arrivano anche dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che risponde alle critiche del senatore PD Andrea Ferrazzi sul presunto immobilismo da parte di Comune e Regione riguardo le aree in questione. Capisco la sindrome da stress post-traumatico dopo la batosta elettorale, attacca il leghista, ma la mancanza di risorse per completare i marginamenti a Porto Marghera è interamente addebitabile allo Stato e alla maggioranza che finora lo ha governato. Siamo alla cronaca, 6 anni di reclusione a Riccardo Di Cicco, ex cognato di Felice Maniero, e 3 anni e 4 mesi alla sorella Noretta Maniero per aver riciclato 33 miliardi di vecchie lire per conto della loro boss della Mala del Brenta. Sono le richieste di condanna avanzate dai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, Paola Tonini e Giovanni Zorgio, sulle quali il giudice si esprimerà lunedì pomeriggio, giorno previsto per la lettura della sentenza. Di Cicco, odontoiatra fiorentino ed ex marito di Noretta Maniero, è stato indagato insieme a lei e al broker fiorentino Michele Brotini al termine di un'inchiesta partita dopo le rivelazioni di Faccia d'Angelo. 4 interrogatori che l'ex boss ha reso nel 2016 dopo un silenzio durato oltre 20 anni, durante i quali ha raccontato di aver consegnato in passato 33 miliardi di vecchie lire proventi delle attività criminali della Mala del Brenta, appunto all'allora cognato Di Cicco, all'epoca sposato con Noretta. Ed ora il caso dell'educatrice della casa famiglia veneziana licenziata in tronco perché avrebbe chiamato un esorcista per liberare dal male una bambina ospite della comunità. Dalla parte della donna si schiera Giuseppe Bisetto, presidente del gruppo ricerca sulle 7. Sentiamo. Cioè non ha chiamato nessun esorcista. Non è questo che è venuto, si è limitata semplicemente a far dire una preghiera perché queste cose non succedano.
È una difesa appassionata quella di Giuseppe Bisetto, presidente del GRIS, il gruppo trevigiano di ricerca sulle sette, nei confronti dell'educatrice della casa famiglia veneziana licenziata in tronco perché avrebbe fatto intervenire un esorcista per liberare dal male una bambina ospite della comunità gestita dall'Opera Santa Maria della Carità. Per Bisetto la donna si sarebbe limitata a far recitare una preghiera a quella bambina palesemente impressionata da un gioco spiritico fatto a scuola. Siamo intervenuti a tutti i livelli. Credo che adesso il sindacato gli darà una mano a questa signora, ma la situazione è proprio questa, così non va bene, questa è una delle tante ingiustizie che stiamo ricevendo noi cattolici che siamo diventati una minoranza. La direzione della struttura ha contestato alla donna un comportamento non consono a quel delicato contesto che richiede attenzione e rispetto delle linee educative e questo ribadirà al giudice del lavoro dinanzi al quale sarà discusso il ricorso presentato dall'educatrice. Il GRIS ha dichiarato il proprio sostegno alla donna e ai nostri microfoni così lo ha motivato. Bisogna vedere anche le diocesi se hanno l'esorcista, mi pare che a Venezia non ci sia ancora, quindi non poteva chiamare nessuno perché non c'è, fra l'altro, quindi è anche assurdo quello che si va a dire di questa signora che avrebbe chiamato l'esorcista perché l'esorcista, fra l'altro, a Venezia non c'è. Tragedia a Marghera, un 69enne a causa di un malore ha perso la vita mentre stava transitando per una delle strade principali della città Giardino. Ha perso il controllo della vettura, un Audi A4, si è schiantato contro un altro veicolo. Sul posto è stato chiesto subito l'intervento dei sanitari del 118, è intervenuta un'ambulanza con in più l'auto medica. Gli operatori del SUEM hanno provato in tutti i modi a rianimare l'anziano, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Al porto di Venezia funzionari d'ufficio, dogane e militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato capi di abbigliamento per un valore che sfiora i 760.000 euro. Dean e Dan, i due italo-canadesi fondatori del noto marchio di moda D-Squared, ringraziano. Non fosse stato per la solerzia nei controlli alla dogana di Venezia, la loro partita di capi d'abbigliamento del valore di 760.000 euro si sarebbe volatilizzata. 1.678 pezzi fra jeans, t-shirt e camicie destinati alla commercializzazione in Italia sono stati fermati lo scorso mese di marzo dai funzionari dell'ufficio delle dogane di Venezia in servizio alla Marittima in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Al controllo della documentazione di viaggio hanno destato subito sospetti le discrepanze fra il valore dichiarato della partita, 13.000 euro, e quello reale della merce pari a 759.125 euro, oltre ai nominativi di mittente, di nazionalità greca, e destinatario, un'azienda milanese, entrambi sconosciuti alla rete distributiva di D-Squared. Il carico viaggiava a bordo di un tir sbarcato da un traghetto proveniente dalla Grecia. Il mittente della spedizione è stato denunciato all'autorità giudiziaria che ha aperto un fascicolo per gli approfondimenti del caso. Resta da capire come questi capi originali abbiano preso la strada di un mercato parallelo votato all'elusione fiscale. Continuiamo con la cronaca, nuovo blitz antidroga nella zona del Parco Albanese a Mestre. La polizia locale sequestra 1,5 kg di marijuana e arresta uno spacciatore nella zona di via Vespucci. Un'altra operazione che sta ad accertare il lavoro continuo, costante, quotidiano che fa la polizia locale sul territorio in materia di sicurezza urbana. La lotta allo spaccio di droga nei parchi di Mestre e delle zone limitrofe non conosce sosta. Mercoledì pomeriggio, attorno alle 18, una pattuglia della polizia locale ha notato la presenza di un 25enne nigeriano, già noto per le sue attività di spaccio, in un'area verde a ridosso del ponte di via Vespucci. Gli agenti non hanno perso tempo e mentre il giovane veniva sottoposto a controllo con la collaborazione del Reggimento Lagunare Serenissima, ha chiesto l'intervento dell'unità cinofila. Nel giro di pochi minuti sono stati così ritrovati perfettamente interrati svariati sacchetti di marijuana del peso complessivo di 1,5 kg. Tutto il lavoro che è iniziato in origine, ovvero quello di spostare dal centro del Parco Albanese verso fuori chi intende delinquere con questo tipo di reati, piano piano è stato allontanato. Il sequestro, assieme ai recenti compiuti in via Bissagola, in via Bessarione, in via Caviglia, in via Dalviano e al Parco Allende, dimostrano di fatto come i puntuali controlli operati all'interno del Parco Albanese stiano creando oggettive difficoltà all'attività di spaccio e di occultamento
sfruttamento della droga. D'altronde il bilancio delle operazioni della Polizia Locale da inizio 2018 parlano chiaro. In appena 3 mesi sono state arrestate 13 persone in flagranza di spaccio, 69 i sequestri compiuti per un totale di 6 kg di droga, per lo più marijuana, che è lo stupefacente più diffuso e consumato tra i giovani veneziani. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari e parliamo di un fuori programma della visita di stamattina a Cafarsetti alla neopresidente del Senato Casellati. È stata consegnata una lettera firmata dai lavoratori dei musei civici veneziani preoccupati per il possibile licenziamento. Vediamo. Appello alla neopresidente del Senato Maria Elisabetta Casellati da parte dei lavoratori dei musei civici veneziani che temono di perdere il posto in seguito al nuovo bando sull'affidamento di alcuni servizi. La consigliera PD Monica Sambo ha consegnato alla senatrice una lettera firmata da 6 ex dipendenti non riassunti dal nuovo consorzio. La senatrice ha accolto di ricevere la lettera, speriamo, anche perché nel suo discorso oggi si è rivolta soprattutto alle donne e anche e soprattutto alla precarietà nel lavoro, ma anche alimentare. Di conseguenza noi speriamo che dalle sue parole potrà anche intervenire per aiutare questa situazione che si è creata e quindi cercare di intercedere con le nuove società per far sì che tutti i lavoratori, ma soprattutto, ripeto, tutte le lavoratrici possano essere di nuovo assunte dai musei civici. La nuova azienda, si legge nella missiva, ha riassunto solo i lavoratori disposti a rinunciare all'anzianità e ai minimi garantiti dei precedenti appalti, mentre per gli altri si è aperta la solitudine della perdita del posto. Questa stessa sorte potrebbe capitare a centinaia di loro colleghi. Più di un terzo dei lavoratori dei bookshop praticamente non è stato confermato, si apre così una prospettiva terribile per i 400 che sono in attesa degli altri 3 settori che devono essere in qualche modo assegnati, e quindi sono tutti un po' in fibrillazione e temono appunto per il loro posto di lavoro. Siamo allo sport basket. Dopo i recenti risultati oro-granata la squadra si definisce in buona forma. Il punto con uno dei giocatori, Bruno Cerella. In attesa della partita fuori casa domenica contro Reggio Emilia, l'Umana Reyer traccia un bilancio sul suo attuale stato di salute, soprattutto alla luce dei recenti risultati in Coppa Europa e in campionato. La vittoria contro Avellino ha dato particolare soddisfazione a coach De Raffaele, che aveva commentato post partita: se giochiamo con questa voglia di sacrificarsi possiamo fare strada. Idea condivisa da tutta la squadra. Penso che moralmente stiamo bene, siamo contenti sia della partita che abbiamo fatto contro il Nizhny Novgorod, sia la partita in casa con Avellino, dove il primo tempo è vero che abbiamo faticato, sapendo che loro sono una squadra comunque fisica e di talento, però il secondo tempo soprattutto abbiamo fatto una partita solida, ci siamo divertiti e partendo dalla difesa siamo riusciti a fare il break che ci ha dato il vantaggio finale. Poi siamo stati anche bravi a mantenerlo quel parziale che avevamo fatto. Penso che è partito tutto da lì, dall'energia che ci avevamo messo in difesa, abbiamo limitato il loro potenziale offensivo, siamo riusciti a correre e a divertirci. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, il titolo Turismo e Olimpiadi 2026, in studio Walter De Cassan, presidente Federalberghi Bruno Belluno Dolomiti e Daniele Minotti, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una bella giornata di sole sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Sul Veneto bel tempo, asciutto e stabile su tutti i settori.
Qualche foschia mattutina sulle vallate alpine e locali addensamenti, ma del tutto innocui. Ampio soleggiamento altrove, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi in aumento tra 14 e 17 gradi. Non cambia di molto la situazione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo risulterà stabile e per lo più soleggiato, il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 16 e 19 gradi circa. Anche sul Trentino Alto Adige il tempo sarà in prevalenza asciutto, tanto sole sui settori alpini di confine, molte nubi invece altrove, anche con isolati piovaschi, specie al pomeriggio, in particolare sul Trentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 15 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.